sono delle analisi ISO ben dedicate appunto allo zafferano, in cui si vanno ad analizzare le proprietà che ci sono all'interno dello zafferano, quindi crocina, picor, crocina e safronale, che sono rispettivamente il potere colorante, il potere amaricante, quindi il gusto, e il safranale, che poi è il profumo. Devono avere dei valori ben precisi per poi essere classificati di terza, seconda o di prima qualità. Nel nostro caso abbiamo uno zafferano di prima qualità con dei valori decisamente molto alti, quindi un potere colorante molto elevato, un potere amaricante, quindi un gusto decisamente molto elevato, e un profumo che sta ovviamente all'interno del range per essere classificato comunque di prima categoria. Produzione praticamente biologica, manca la certificazione. Esatto, manca la certificazione perché non ho sufficientemente terreni per poter poi certificarli tutti quanti biologici. Quest'anno ho in previsione di acquistare 2 terreni, anche consistenti come superfici, dopodiché riuscirò a certificarli biologici e poter poi fare tutta la rotazione delle mie piante su questi terreni. Siamo in Villa Cattaneo, fiore all'occhiello dei nostri monumenti di San Quirino. Le prime carte dicono che nasca le fondamenta circa nel XII secolo con i Cavalieri Templari, ma effettivamente le prime piante le troviamo solo circa nel XVIII secolo. Nel 1988 viene acquistata dall'allora sindaco Bernardi in via definitiva. Nel 2004 viene inaugurata insieme alla nuova sede del comune di San Quirino e adesso la utilizziamo come sala consigliare del comune di San Quirino, e viene utilizzata da alcune associazioni del nostro territorio come sala mostra per pitture, affreschi, sculture o per matrimoni e cerimonie. Il prodotto finito Brovada è il risultato di un lungo percorso di trasformazione che parte da un regolamento europeo che prevede e regolamenta la produzione di rapa e la trasformazione della stessa in tini. La rapa viene messa a macerare per un periodo di 20-30 giorni, a seconda del periodo, viene tolta da questo recipiente, toilettata, grattugiata da Julien e confezionata. La Brovada è un prodotto prettamente a consumo friulano, già Sacile che è Friuli di fatto non in tanti la conoscono e l'apprezzano. Ci sono delle idee per esportare la Brovada nel resto d'Italia? Sì, adesso ottenuta la certificazione stiamo portando avanti un percorso di sensibilizzazione, di conoscenza di un prodotto, inizialmente a tutte le persone i friulani che vivono in Italia o all'estero, che sono tanti, e poi probabilmente anche dei percorsi promozionali per far conoscere a un maggior numero di persone il prodotto stesso. Dietro le spalle cosa vediamo? Dietro le spalle vediamo un pergolo di kiwi che è il primo kiwi piantato in Italia nel 1971 da mio padre. E com'è che al papà è venuta questa idea dove ha reperito questi semi o queste piantine? Diciamo che per fare delle cose talvolta nella vita ci vuole un po' di sana follia. È nata in maniera abbastanza curiosa e banale perché una sorella di mio padre viveva in Francia e in Francia c'erano i primi impianti che avevano 2-3 anni di vita. Quindi, avendo fatto visita a questi impianti, si è reso conto che le condizioni climatiche della zona potevano essere adatte e quindi da lì ha provato a fare questo esperimento. Oggi hanno mangiato una zuppa chiamata in friulano zuff, che è fatta di zucca e latte, poi cotechino detto musette con brovada, farina gialla, quindi polenta di farina gialla e polenta di farina con un po' di grano saraceno. Poi abbiamo fatto come contorno il radicchio, chiamato in friulano radicchio di poc, radicchio con la radice di campo, con le frisse in Veneto, che sarebbero un guancialetto scaldato, e con questo viene poi condito il radicchio. E poi di fagioli borlotti con la cipolla.
quindi mangiare tipico friulano e veneto, e a finire una torta fatta con le mele, quindi pezzettoni di mela dentro l'impasto. I prodotti sono in parte di produzione nostra, in parte prodotti del territorio, tipici di altre aziende agricole. Com'è nata questa idea di coltivare le bacche di goji? È nata per la volontà di provare a sperimentare qualcosa di diverso in terreni e in località che alla fine hanno sempre vissuto di agricoltura tradizionale, e quindi provare ad aumentare il valore ad ettaro per superficie delle coltivazioni, e quindi la sperimentazione di qualcosa di diverso che ultimamente sta cominciando ad entrare nell'uso quotidiano, come le bacche, che erano conosciute solo come secche, che però sono solo di importazione, e la tracciabilità non è sempre così immediata come un prodotto a chilometro zero. Da dove vengono queste bacche e perché si coltivano e si mangiano? Sono tibetane e si coltivano perché le bacche sono ricche in vitamina C e quindi in tutte le vitamine della serie degli antiossidanti, e che aiutano a contrastare l'effetto dei radicali liberi e quindi a contrastare l'invecchiamento cellulare. Se troverò riscontro nel mercato, spero sia di aumentare la superficie, sia di proporre dei prodotti che possono essere o essiccati o trasformati, perché al momento attuale produco soltanto frutto fresco. Questo antiquarium raccoglie tutti i reperti romani, di età romana, recuperati nel corso degli ultimi 40 anni da una serie di appassionati locali che hanno formato il gruppo archeologico Cellina Meduna, cosiddetto. E tutti i reperti di età romana che vanno dall'età della romanizzazione, quindi siamo nel I secolo a.C., fino circa al IV-V secolo d.C. Quali sono i ritrovamenti più interessanti? Per lungo tempo si è pensato che questo territorio non fosse caratterizzato da tracce di una qualche antichità, perché il terreno effettivamente è molto arido, per cui non si prestava ad essere coltivato. In passato l'attività di questi appassionati locali ha permesso di individuare una quantità non indifferente di tracce di abitato, abitazioni rurali sostanzialmente. Abbiamo ritrovato un tesoretto formato da il vomere di un aratro e da una catena di focolare, due oggetti in metallo molto preziosi e importanti perché sono riferiti al I secolo a.C. ed sono stati ritrovati in un ripostiglio, cioè in un nascondiglio sottoterra fatto proprio per nascondere questi due oggetti, e ritrovato solamente a distanza di 2000 anni. Abbiamo poi una quantità di oggetti legati all'artigianato non indifferenti. Uno dei simboli effettivamente di questo museo è la statuetta, il bronzetto di un Ercole, che è diventato poi anche il logo del gruppo archeologico locale. E non ci sono tanti reperti di terracotta, come mai? Questo ce lo siamo spiegati da un lato con il fatto che la ceramica era molto più diffusa dove effettivamente poteva venire prodotta direttamente in posto, e quindi la mancanza in questi terreni di argilla rende effettivamente vano questa cosa, oppure dall'altro lato lo spieghiamo con il fatto che potessero utilizzare prevalentemente contenitori in legno che poi non si sono più conservati, di conseguenza non è arrivata traccia fino a noi.